Dove si va? Eccoci qua, Andiamo a scoprire San Giorgio di Valpolicella, o in Ghana Poltron. uno dei borghi più belli d'Italia. Seguiteci. Un borgo piccolo, silenzioso, che dischiude la sua bellezza al viaggiatore poco a poco. Quella di San Giorgio di Valpolicella è una storia millenaria, fatta di antiche civiltà, architetture preziose e panorami mozzafiato. La definizione insolita del borgo, in Ghana Poltron, è legata alla posizione della sua pieve romanica, il cui campanile, vicino apparentemente, era raggiungibile solo attraverso una ripida salita, quindi ingannava l'animo dei pigroni. Situato nel cuore della Valpolicella, San Giorgio è stato nominato tra i borghi più belli d'Italia. La sua perla più preziosa è la pieve romanica, sorta intorno all'VIII secolo d.C. È ancora tenuta per la maggior parte al suo splendore originario. Bianca pietra calcarea che cela al suo interno 3 navate, dove sono presenti resti di originali affreschi risalenti all'XI secolo. All'esterno il chiostro romanico. Qui il tempo sembra essersi fermato, complice l'atmosfera austera di tutto il complesso, accompagnato solo dalle campane ed i suoni della natura. Alle spalle della pieve, dei resti archeologici indicano la presenza dei fondatori del borgo, gli Arusnati. La piazza, cuore della vita sociale del borgo, ha come sfondo lo splendido panorama dei vigneti. Nei giorni particolarmente tersi è possibile scorgere il lago di Garda con Sirmione. San Giorgio di Valpolicella è davvero una piccola perla, protetta dal guscio della sua bianca roccia, la cui scoperta regala un assaggio della splendida Valpolicella veronese.